Sì, come accade in tante realtà, in Puglia, a Torino, a Roma, il cinema può essere uno degli elementi che contribuisce al turismo attraverso appunto una cultura cinematografica e anche la possibilità di portare qua delle produzioni cinematografiche. C'era un'idea, l'abbiamo proposta persino, oltre che in regione, in consiglio comunale, io e gli altri colleghi, la Film Commission Cagliari, in collegamento rispetto alla Film Commission regionale. Abbiamo una legge che tratta il settore, che se va rivista, vanno messi dei fondi ulteriori a correre per attirare le produzioni e aiutare l'associazionismo cinematografico che è molto vivo in città, in Sardegna, oltre alla valorizzazione dei tanti registi che in città nella nostra isola già operano e si sono anche affermati su scala internazionale con alcuni dei loro lavori. Innanzitutto nel rapporto con la regione per sviluppare la Film Commission, perché ha bisogno, la città è già una location per quanto riguarda la possibilità di avere e di attirare produzioni cinematografiche, ha il teatro lirico con delle maestranze e delle professionalità di altissimo livello, ha cori, ci sono le tradizioni, quindi anche gruppi locali, ci sono tanti teatri e tante figure che operano, dagli attori alle comparse e anche molti operatori del campo del cinematografico. Mettere insieme tutto questo, quindi i siti, le professionalità, in accordo con gli enti di credito per avere tassi agevolati rispetto al credito per le produzioni, può essere uno degli meccanismi che può attirare produzioni cinematografiche, oltre alle bellezze ambientali, paesaggistiche e culturali che noi abbiamo, che sono un altro elemento caratteristico. Questo ci credo, credo che uno degli elementi che possa essere elemento di pubblicità, sistema di maggior pubblicità per la città, si può attraverso le produzioni cinematografiche e anche non solo legate a film, ma anche legate a spot pubblicitari o documentari, che comunque sono una moltiplicazione del messaggio, fanno da cassa di risonanza per la città e quindi pubblicizzano la città e la Sardegna. Perché in particolar modo la città capoluogo di regione è ferma, e cioè su questo fronte, sul versante culturale, in generale, non solo dal punto di vista cinematografico, altrimenti sarebbe un elemento da correggere, uno degli aspetti da migliorare. Invece in generale c'è una non cultura che ritiene l'investimento in campo culturale, che sia delle arti visive in genere, della pittura o dell'arte in generale, o della cultura dal punto di vista della letteratura o quant'altro, lo intende come uno spreco, un'erogazione di risorse pubbliche a fondo perduto, nel senso che vengono perse, e non con l'investimento che può avere una ricaduta di 5 volte superiore rispetto all'investimento fatto. Cioè non si considera la cultura quale elemento di sviluppo e di occupazione, di produzione di posti di lavoro, di creazione di posti di lavoro. Lo si considera come un costo, ma è un problema più generale culturale, cioè se il ministro, se dai livelli più alti, persino i ministri o personalità politiche dicono che di cultura non si mangia, non si vive, non si mangiano film, non si mangiano libri e quant'altro, c'è quello il tratto caratterizzante, che caratterizza il fatto che non determina che non si sia investito in quel settore, non ci sia nulla oggi su quei settori, se non in modo spontaneo da parte dei privati, del mondo dell'associazionismo, che invece è molto vivo, vitale in Sardegna, ma non la città, non l'amministrazione del comune, che fa di quello uno degli elementi di sviluppo e di occupazione. Perché devi avere una classe dirigente politica all'altezza delle sfide, devi percogliere alcune possibilità
che sono state realizzate anche qui in Sardegna, cioè una ricaduta di milioni di euro a fronte di un investimento minimo per una produzione che è venuta in città, come il remake fatto da Madonna partendo dal film girato a Calaluna. Calaluna è stata scoperta a suo tempo grazie a quel film, cioè è diventato, anzi molti si chiedevano dove fosse quel posto, perché non sembrava, cioè il Mediterraneo sembrava un posto talmente bello da essere esotico, cioè quindi immaginario. Ecco, attraverso questi elementi si pubblicizza la Sardegna e si ha una ricaduta in termini economici. Cosa bisognerebbe fare? Investire in quei settori, attivare uno sportello, come dire, uno sportello unico per incentivare e aiutare le produzioni e per attirarle in Sardegna, in modo tale da abbattere i costi, perché le produzioni vengono qua se sanno che c'è una pubblica amministrazione che mette a disposizione una piazza dall'oggi al domani, perché un giorno in più sprecato in attesa di autorizzazione o quant'altro è un costo per le produzioni, ed è un costo che spaventa, cioè la lentezza della macchina amministrativa rispetto alle esigenze di impresa come quella cinematografica, che ha tempi molto ristretti, perché più si allungano anche di ore, più sono costi insopportabili per le produzioni. Allora anche quello è attrezzare tutto perché si sia nelle condizioni di fornire il miglior servizio possibile a coloro che vogliono investire dal punto di vista cinematografico in Sardegna. Però bisogna anche dotarsi delle competenze e delle professionalità che siano all'altezza della sfida e che siano anche capaci di dialogare con quel mondo, cioè che conoscano quel mondo, che abbiano rapporti persino di conoscenza con coloro che operano nel settore cinematografico, altrimenti si è semplicemente dei pesci fuor d'acqua, continueranno a crescere altre realtà, Puglia, Torino, il Piemonte, appunto, il Lazio e le altre realtà che hanno già investito da tempo in questo settore. Un po' perché a quel progetto della realizzazione della Film Commission, con la legge sul cinema organica su tutto il settore che trattava della produzione, dall'associazionismo, insomma le diverse questioni del cinema, non solo le produzioni di film, a quel progetto sono venuto meno le fondamenta una volta caduto il governo di centro-sinistra, che aveva investito su quel progetto, che ci aveva creduto, e il governo di centrodestra oggi cappellacci che avrebbe dovuto far sorridere tutti, diciamo non c'è un film comico che faccia ridere, una commedia in atto in Sardegna, in proiezione nelle sale, ma invece la proiezione della politica di Cappellacci è quella di una tragedia, di un film tragico. Speriamo che non ci sia un finale catastrofico, ecco. La speranza è che il secondo tempo cambino gli attori, cambi il regista, e quei progetti, venendo meno appunto il centrodestra, il governo della regione e anche nella città di Cagliari, possano essere ripresi e su quelli si possa investire, correggere le cose che non sono andate bene, in modo tale che anche su quel settore si investe in Sardegna e si possa crescere e creare occupazione, perché ci sono tanti che operano in Sardegna e che potrebbero essere coinvolti in quel settore, in queste produzioni cinematografiche, nel lavoro sul cinema, sul film, non solo prodotti da registi sardi ma anche da altri registi provenienti dalla penisola, dal resto del mondo, speriamo. Ma l'elemento determinante è la volontà e il fatto di credere che l'investimento in cultura, la cultura cinematografica, abbia una ricaduta per il territorio della Sardegna e per la città di Cagliari. E te la senti di fare questa promessa? Sì, ma senti, la promessa diciamo, sta nelle mie corde. Ho frequentato il mondo, sono appassionato di cinema, ero, ora meno, visti gli impegni, ma ero un assiduo frequentatore della Cineteca Sarda, la società umanitaria presente a Cagliari. Facevo parte, ho rilanciato il circolo del cinema Charlie Chaplin, ho fatto l'attore per tanti anni a teatro sotto contratto, quindi è un mondo che conosco,
e conosco quanti in quel mondo lavorano. Non è il lavoro nel cinema, l'attore, la professione di regista, l'aiuto regista, il cameraman, non è la passione che viene, come dire, che riempie il tempo libero, perché anche quello è un altro elemento, ma è il lavoro per molte persone. Persino nelle battute qualche volta si dice: che cosa fai? Mi occupo di teatro. Ah sì, ma come lavoro cosa fai? No, persino nelle battute viene sminuito il ruolo di coloro che operano nel settore del cinema, del teatro, dell'arte, dello spettacolo, della cultura in genere, perché non viene considerato un lavoro, invece è un lavoro che ha professionalità, dove sono presenti competenze, dove c'è un impegno, uno sforzo, uno studio di anni dietro, alle spalle. Quindi è proprio una mortificazione di coloro che vivono di cultura, di cinema e di spettacolo. Persino queste considerazioni sono modificazioni, invece di modificare noi dobbiamo rilanciare e valorizzare questi settori. In città oggi, nell'immediato, cose che possono essere fatte subito e con una qualche facilità, diciamo, cose realizzabili, può essere creata una banca dati, unita a quella regionale, di luoghi, figure professionali, persino di spazi al chiuso, all'aperto, una grande banca dati, dal coro del teatro lirico fino ai riti religiosi che possono essere, diciamo, inseriti in una produzione, così come il mare, le bellezze architettoniche, il centro storico, i luoghi, i siti e le persone, insomma, dai luoghi alle professionalità, tutti insieme, in modo tale che chi decide di produrre in Sardegna, prima di venire in Sardegna, ha già un'immagine complessiva di quel che potrà trovare, che poi può anche corrispondere alle proprie esigenze rispetto all'idea di pubblicità o di film che in mente, che sta nelle idee del regista, del produttore che vuol venire in Sardegna. Quindi una banca dati può essere creata ed è anche facile da fare. Abbiamo già qualche cosa, abbiamo online attraverso il sito della regione alcune immagini, alcuni diversi aspetti della cultura e delle tradizioni dei luoghi della Sardegna. Serve Cagliari ma anche va realizzato. Ultimo film visto, Il discorso del re. Non sono ancora riuscito ad andare a vedere quello in Moretti, spero di non essere colpito una volta letto dalle preoccupazioni che colpisce il Papa neoeletto come nel film di Moretti. Ho visto Il discorso del re, film preferito, non so, i film sono tanti, diversi tra loro, diciamo, i film di Kubrick mi piacciono molto i film di Kubrick, mi piacciono molto della tradizione della scuola italiana, quelli di Gillo Pontecorvo, quelli dove la sceneggiatura è scritta da Solinas, Sardo, e poi attrice, attore, non lo so, sono tanti, sono diversi ruoli, sono tanti, mi piacciono molto in generale gli attori che riescono a non fossilizzarsi in un unico ruolo, ma riuscire a fare film comici, essere bravissimi in un film comico così come in un film invece drammatico, insomma, riescono a interpretare ruoli diversissimi tra loro. Peter Sellers era uno degli attori che riusciva bene in questi ruoli, o anche gli ultimi di Woody Allen, ma insomma sono tanti, adesso non particolare. Sì, guardando in macchina, ci può fare un augurio per il cinema che arriverà in Sardegna? Mi auguro di vedere i botteghini pieni di gente, con grandi incassi e grande qualità culturale nel cinema in Sardegna. Grazie.